Buongiorno, ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un cadavere galleggia tra i bagnanti. Allarme questa mattina a Lignano. I militari della Guardia Costiera dell'ufficio di Lignano Sabbiadoro, coordinati dal comandante Raimondo Porcelli, stanno intervenendo per il recupero di una salma avvistata da alcuni turisti in mare. Questa mattina attorno alle 10:30 sono stati allertati a supporto anche i vigili del fuoco. Il corpo è quello di una donna scomparsa da ieri sera. Al momento è sconosciuta la sua identità. La zona è quella antistante il bagno 5 di Lignano Pineta. Utilizzavano il pagamento della droga con Bitcoin per evitare che il movimento venisse tracciato, per cui è stato contestato anche il reato di autoriciclaggio. Al centro dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Trieste, due giovanissimi del posto che utilizzavano il deep web, una parte della rete internet non accessibile con i comuni motori di ricerca. Parte della loro attività criminosa è stata compiuta quando erano ancora minorenni. L'inchiesta è scattata a seguito di un controllo nell'ottobre scorso di un pacco giunto all'aeroporto di Malpensa dal Canada che conteneva più di 2 kg di marijuana indirizzato al capoluogo giuliano. La droga giungeva in Friuli Venezia Giulia da Spagna, Olanda e Canada, come poi hanno dovuto appurare gli investigatori. Si stima che i due giovani abbiano importato 15 kg di droga, corrispondendo a diverse decine di migliaia di euro. La sostanza stupefacente era destinata all'uso personale e allo spaccio. Nei confronti dei due ragazzi è stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità. È finito in manette, portato nel carcere di Udine, un noto bodybuilder residente a Trieste ma che di fatto abita a Tarcento. L'hanno arrestato i militari della Guardia di Finanza che lo hanno trovato in possesso di oltre 1,5 kg di droga, di un gran quantitativo di sostanze anabolizzanti e di 11.000 euro in contanti. È finito in carcere a Udine un bodybuilder di 44 anni residente a Trieste ma di fatto domiciliato a Tarcento, trovato in possesso di 1,6 kg di marijuana e di steroidi anabolizzanti, tra cui confezioni di nandrolone, oltre a 5.000 fiale di pastiglie di testosterone e altre sostanze anabolizzanti. L'operazione è stata eseguita dal comando provinciale di Udine della Guardia di Finanza che ha rinvenuto, a seguito di 2 perquisizioni eseguite nella sua dimora di Tarcento e nella sua casa di Trieste, anche 11.000 euro in banconote di vario taglio e provento dell'attività di spaccio. Il 44enne, con precedenti in materia di stupefacenti, è molto conosciuto nell'ambiente del bodybuilding e delle palestre. A insospettire le fiamme gialle che hanno trovato la droga nascosta nelle intercapedini dei mobili della cucina e della camera da letto è stato il suo atteggiamento sospetto. I militari in particolare hanno sorpreso la madre dell'uomo uscire dall'abitazione con una borsa, consegnata poi a un cittadino albanese. All'interno c'erano 2 pizzini che riportavano indicazioni, nominativi e numeri di telefono di 3 persone e a loro fianco l'importo che il cittadino albanese avrebbe dovuto incassare per conto del 44enne per la cessione della droga. Proseguiamo con la notizia di cronaca. Un cittadino albanese di 27 anni, DH, l'iniziale, è stato arrestato dalla squadra mobile di Udine e dagli uomini della frontiera di Fiumicino dopo essere stato estradato dall'Inghilterra. Deve scontare una pena di 9 anni, 9 mesi e 22 giorni a seguito di più condanne disposte dal Tribunale di Udine e da quello per i minorenni di Trieste relative a 2 rapine e un'estorsione commesse a Udine fra il 2011 e il 2013. La prima rapina fu compiuta il 20 aprile 2011 a Udine in un supermercato in via Mantova quando ancora era minorenne, la seconda l'11 ottobre 2012 in un punto vendita di una catena negozi per la casa del centro di Udine dopo aver minacciato la cassiera con un taglierino. È stato condotto in carcere a Velletri. Disordini nella prima serata di ieri al Civic Forum di Cividale del Friuli, intorno alle 19, infatti tra i 50 e 60 giovani stranieri minorenni ospiti nella struttura per non accompagnati è scoppiata una lite e dalle parole ai ragazzi sono passati ai fatti. Si tratta di adolescenti tra i 15 e i 16 anni di nazionalità pakistana del Bangladesh. Uno di loro è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non sarebbe rimasto ferito ma comunque è stato assistito perché sotto shock
shock. Sul posto sono tenuti i carabinieri della compagnia della città ducale che adesso indagano per identificare gli eventuali responsabili. 3 titolari di impresa segnalati all'autorità giudiziaria e decine di violazioni amministrative contestate per un totale di circa 50.000 euro sono il risultato di un'attività di accertamento e controllo svolta tra marzo e maggio in diverse zone dell'Udinese dal nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale Regionale. I controlli hanno riguardato soprattutto il trasporto di rifiuti provenienti da attività edili e il conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati di recupero o di smaltimento. Gli accertamenti dei forestali hanno confermato un diffuso mancato rispetto di diverse norme che disciplinano la corretta gestione dei rifiuti. Pordenone ha nuovo percorso naturalistico ciclopedonale. La strada di quasi 2 chilometri unisce il parco del Seminario alle Terme Romane di Torre e a via Bellasio al confine con il comune di Cordenons. Aperta a Pordenone la nuova ciclopedonale che collega il Parco del Seminario alle Terme Romane di Torre. Il percorso attraversa una meravigliosa area naturale fino ad ora inaccessibile, avvolta dal fiume Noncello. L'itinerario parte dalla grande ciclabile dei parchi, realizzata nel corso degli anni dal Comune con i fondi europei. Aumentano le aree ciclabili della città, tra l'altro scoprendo luoghi non solo suggestivi, ma direi magici del nostro Noncello, delle nostre aree naturalistiche. Oggi quindi il percorso del Seminario si allunga di circa 1 chilometro, si collega ad altri 700 metri che abbiamo già fatto in via Bellasio per collegarci fino a Cordenons, ma in realtà c'è un anello strepitoso, bellissimo, che consente ai cittadini in bicicletta o a piedi di poter fare delle passeggiate non solo dal punto di vista sportivo, non solamente per rilassarsi, ma anche per godere delle immense bellezze che la città offre. Ed è una strada, in questo caso proprio da dirlo, che stiamo proseguendo anche in altri contesti. La ciclopedonale del Seminario comincia sul nuovo ponte dentro l'omonimo parco. C'è un ponte e poi tutto il resto è stato realizzato con materiali naturali, materiali riciclati, con delle tecniche innovative. Il collegamento arriva fino al confine con Cordenons. Nuova sede per i volontari della Croce Rossa di Tarcento che operano sul territorio della Pedemontana dal 1986, oltre 1200 i volontari che in questi anni hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per la crescita della realtà di soccorso. Nuova sede e nuova livrea per la Croce Rossa a Tarcento. La sede locale del Comitato Udinese ha lasciato infatti i locali accanto alla casa di riposo Opera Pia Kojanitz per trasferirsi, sempre a Tarcento, al 25 di via Udine. Dal 1986 a oggi quasi 1200 volontari hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per la crescita del movimento di Croce Rossa nel mandamento che comprende Tarcento, Tricesimo, Reana, Nimis, Attimis, Taipana, Lusevera, Magnano, Buia e Treppo. Nel 2020, grazie anche a un lascito, i volontari sono riusciti ad acquistare un immobile idoneo. I lavori si sono conclusi la scorsa primavera e poi è iniziato il trasferimento dell'attività, tra cui la postazione dell'emergenza territoriale 112. Il gruppo dei volontari assicura con i dipendenti il servizio 118 con un mezzo attrezzato per l'emergenza e coordinato dalla Sores di Palmanova. Nel 2019 sono stati eseguiti 2.500 interventi, di cui circa 500 in codice giallo-rosso. Nel 2020 ne sono stati eseguiti 2.500 con un numero di codici gialli e rossi nettamente superiori. Tanti sono i giovani volontari che, nati e cresciuti a Tarcento, poi hanno intrapreso la carriera medica e infermieristica operando successivamente nel sistema sanitario regionale, spiega la presidente del comitato CRI di Udine, Cristina Ceruti. Il sogno di quei primi volontari del 1986 è oggi divenuto realtà dopo 35 anni di impegno crescente, aggiunge Pierpaolo Rovere, coordinatore del gruppo. Oggi, dice, abbiamo una nuova casa in mezzo al paese che opera per il territorio e la nostra gente. Venzone si candida a livello europeo a diventare sede di scambio per oggetti rari di antiquariato. La sede prevista è quella del Barbacane, nel tratto di mura compreso tra gli ingressi sud e ovest lungo la statale. Venzone punta a diventare riferimento europeo per il commercio di pezzi rari di antiquariato. La sede individuata è quella del Barbacane, il camminamento sopra le mura, area che da privata è diventata pubblica da qualche tempo e che oggi è fruibile dai turisti nel tratto compreso tra la porta sud e quella ovest lungo la statale.
Come ci spiega il sindaco Amedeo Pascolo, Venzone punta su eventi di nicchia, coltivando iniziative culturali che le diano una connotazione particolare rispetto ad altre località turistiche. Tra l'altro, entro la fine dell'anno riprenderanno i lavori di completamento delle mura a ovest, recuperando la parte più originale del fossato che era stata chiusa ancora agli inizi del Novecento. Il rilancio di Venzone passa anche attraverso il recupero e la valorizzazione di beni culturali, studiandone la loro fruibilità, continua Pascolo, annunciando che la cittadina medievale, considerata uno dei borghi più belli d'Italia, ospiterà in autunno il 50° della Filologica. Saranno 4 giornate intense che richiameranno persone da tutta la regione e friulani che, pur vivendo lontani, sono fortemente attaccati alle loro radici. Venzone dunque si avvia alla rinascita dopo la pandemia, con la ripresa di iniziative che erano rimaste sopite nell'ultimo anno e mezzo e con l'apertura di nuovi cantieri, alcuni dei quali consentiranno di ampliare l'offerta turistica della cittadina. Siamo allo sport. Dopo la doppia sconfitta rimediata fuori casa, questa sera alla UEB Gestecco Cividale si gioca il tutto per l'accesso alla Serie A2 in gara 3 contro Fabriano. Questa sera al Palagestecco alle 19:30 si decide il dentro e fuori ai play-off con gli uomini di coach Pilastrini che questa volta, giocando in casa, potranno contare sul sostegno del pubblico per la prima volta in questa finale. Una partita molto complicata che il pubblico di Telefriuli potrà vedere questa sera stessa alle 22. E per l'Udinese Calcio è praticamente fatta. Il nuovo acquisto Maximiliano Romero sta effettuando le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'Udinese. Dunque l'attaccante è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, attaccante 1999, ora si augura un nuovo inizio lui all'Udinese, dove spera di essere assoluto protagonista. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. L'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.